manifattura. Qui il chilometro zero non è un eufemismo, non è una moda passeggera, non un concetto aleatorio e senza fondamenta. All'azienda agricola Giacopuzzi di Sant'Anna d'Alfaedo, in località Siffa, come documentano le nostre immagini, tutto si alleva e produce direttamente in loco. Latte e derivati, salumi dal gusto introvabile. Qua praticamente alleviamo le vitelline e le portiamo al parto a circa l'età di 2 anni e 2-3 mesi. Una parte le fecondiamo, voglio precisare, vengono tutte fecondate con seme sessato, quindi nascono tutte femmine, e quelle rimangono nell'azienda, quelle che partoriscono una parte vanno nell'azienda di mio fratello e un'altra parte viene venduta a terzi. E noi praticamente la maggior parte dell'anno facciamo pascolo, da circa i primi di aprile fino a fine ottobre. E poi le mettiamo in stalla, che adesso le vediamo in stalla. Avete beneficiato del pacchetto giovani della regione? Sì, io praticamente ho beneficiato del pacchetto giovani, ho preso i 30.000 euro a fondo perduto, che con quelli ho acquistato animali iscritti al libro genealogico. E con il resto praticamente mi hanno dato un contributo per l'acquisto di questa stalla. Quindi dicevamo mucche destinate alla produzione? Alla produzione di latte, come vediamo sono quasi tutte razze frisone italiana, che sono fortissime produttrici di latte, e quelle che praticamente sono destinate all'azienda di mio fratello. Lui produce latte da vendere che vende alla cooperativa Latte Verona, e una parte viene lavorato in azienda. Le mucche hanno occhi vispi e furbi. Avete mai visto dei maialini così, se non nei cartoni animati? Allora, qui vediamo un esempio di quella che è la vostra piccola produzione. Sì, qui noi abbiamo una piccola produzione locale che praticamente possiamo lavorare al massimo il 10% del latte che produciamo in un anno. Facciamo il formaggio e con il siero lo diamo ai maiali, e con i nostri maiali praticamente facciamo i salumi sempre nella piccola produzione locale. Un prodotto in azienda, dico io, un vero chilometro zero. Allora, qui abbiamo un tagliere con i nostri prodotti. Questo è formaggio stagionato, invece questo è formaggio un po' più fresco, cacciottina. Questo è salame senza aglio e questo è salame con l'aglio freschissimo fatto quest'anno. Qui abbiamo il nostro formaggio, il nostro salame, e poi facciamo anche cotechini, salsicce, e ricotta, burro e basta. Diciamo che mangiate bene, soprattutto sapete quello che mangiate e ci date da mangiare. Esatto, sì, perché alla fine è tutto prodotto qui, allevato qui, macellato qui, e quindi insomma è tutto chilometri zero, appunto. Quindi. Per la degustazione, l'assaggio, la vendita siete sempre aperti? Siamo sempre aperti, basta un colpo di telefono, comunque c'è sempre qualcuno qui, purtroppo non abbiamo la possibilità di andare in giro, gli animali richiedono la presenza costante. Anche la domenica? Anche la domenica, Natale e l'ultimo dell'anno, sempre. Decisamente un posto da visitare per scoprire quelle vere tradizioni di un tempo che per fortuna qualcuno porta ancora avanti.